Cari amici, Mandi e ben ritrovati per un'altra tappa di questi profumi e sapori in osteria. Un viaggio in Friuli che ci ha portati questa volta a Spilimbergo. A Spilimbergo non potevamo non far tappa da Afro e ora di questo locale è meglio che facciamo parlare il titolare. Dario, tocca a te. Buongiorno, benvenuti a Spilimbergo, siamo nella storica osteria da Afro, io sono qua da 35 anni, sono il primo della provincia di Pordenone ad aver aderito al Comitato Difesa Osteria, dove il nostro amico Enzo ci ha fatto sempre da promotore. Quando sono arrivato io si chiamava Bar all'Alpino, però la gente diceva sempre andiamo da Afro, che era il papà del gestore di prima, quindi è un nome storico, un nome che mi ha portato anche molta fortuna perché è un nome corto, la gente se lo ricorda, qualcuno mi chiede sempre se faccio cucina etnica, ma poi invece io faccio cucina tipica friulana e anzi orgoglioso, in questi ultimi anni abbiamo avuto tantissime soddisfazioni, siamo sotto le guide nazionali, di conseguenza è cucina friulana di un livello alto. Con gli eventi che l'estate Spilimbergo fa, mi vengono personaggi molto importanti, quando c'è il Folkfest, o tutti i cantanti più famosi del rock degli anni 70, 80, da Jethro Tull, agli Uriah Heep, ai Byrds, sono passati tutti da me, senza contare il cabarettista Marco Milano che è nato proprio qua perché vi dico un aneddoto. Io li ho conosciuti la mattina, veniva lui e Michele Foresta, il famoso mago Forest. Si vestivano in smoking, passavano in mezzo alla gente e vedevano se la gente rideva ai loro sketch che facevano, li prendevano in considerazione. Il maghetto quella volta ha fatto il famoso libro Come si diventa maghi in 15 minuti. Marco Milano ha avuto un successo con Mai dire gol, che io gli suggerivo le frasi, ma le frasi che io gli suggerivo me le portavano i clienti, venivano qua, digli oggi mola al bevi, digli bussa i frus, panola, blava, che della blava con la panola, cioè, tutte queste addirittura qua le dicevano i clienti, mi facevano i biglietti, io gli telefonavo e lui li diceva in trasmissione la stessa sera che venivano dette. È stato un successo strepitoso quella volta lì perché finalmente abbiamo avuto un cabarettista che parlava friulano, tra parentesi lui è di origine pugliese, proprio viveva a Milano, però abbiamo avuto Spilimbergo era conosciuto non solo per i militari che c'erano le caserme una volta, ma anche per questo personaggio qua, per questo Mandi Mandi che ci ha resi notte. Io devo ritornare al Comitato Friulano Difesa Osterie perché, come ha detto Dario, lui è stato il primo, è stato l'antesignano. Ma volevo fargli una domanda. A 35 anni di distanza, sei ancora così affezionato al nostro comitato o sì? Eh beh sì, per forza, ho ancora, come potete vedere, la tavoletta dietro esposta, la ceramica, e sono orgoglioso di far parte. Purtroppo ci si vede un po' meno, ma non è causa che non siamo più giovani, quando si era più ragazzini ci si frequentava di più, anche fra colleghi, fra amici. Udine per me era riferimento, ogni giorno, quel giorno di chiusura io lo passavo sempre a Udine dove mi trovavo con tutti quelli del comitato, era una festa continua, non c'era il problema che abbiamo adesso, si poteva bere un bicchiere in più, non si arrivava a casa ubriachi, però era un altro sistema di vita che adesso è cambiato, però il comitato rimane il numero uno. Il numero uno. Spilimbergo, un gioiello incastonato nel Friuli Venezia Giulia, una sintesi, un compendio di arte, di cultura, di enogastronomia, una città medievale che tutt'oggi vede dei profumi di cultura che girano nelle nostre vicoli, nelle nostre contrade e sotto i nostri portici. Spilimbergo è anche gioiello d'Italia. Spilimbergo, la città dei mosaici, ma che cosa ci racconta questo territorio?
Beh, il nostro è un territorio particolarmente votato al commercio, all'artigianato, al gusto. Siamo qui all'Osteria da Afro, che è l'osteria storica friulana di Spilimbergo, gestita ormai da tanti anni dall'amico Dario Martina. E qui nell'osteria, come in tutto il nostro territorio, si possono assaporare dei grandissimi vini e dei grandissimi salumi. In più Spilimbergo è la città per vocazione, la città del mosaico, sede della Scuola Mosaicisti del Friuli. Scuola del Mosaicisti del Friuli che mi onoro essere il presidente e che è ormai un po' il biglietto da visita della regione Friuli Venezia Giulia e che anche rappresenta un po' il simbolo di tutti i nostri emigranti che sono un po' dispersi in tutti i 5 continenti. Una delle cose più simpatiche che mi è successa proprio girando il mondo, proprio per l'Ente Friuli nel mondo e rappresentare appunto l'Ente Friuli nel mondo, è quando questi i nostri immigranti, anche magari di una certa età, ti avvicinano, ti mettono una mano sul braccio e ti domandi come cavala quella dal mosaico, come appunto fosse un po' la bandiera di tutti i nostri emigranti un po' in giro per il mondo. Scuola Mosaicisti di Friuli che nel 1922 compierà 100 anni. Questa è una data molto importante sia per la città di Spilimbergo ma per la nostra regione, perché sarà un po' deve essere la data del rilancio un po' della nostra economia. Ricordiamoci che la Scuola Mosaicisti di Friuli appunto nasce il 22 gennaio 1922 qui a Spilimbergo, quale opportunità di formazione professionale per tanti giovani già nel primo dopoguerra e per raccogliere un po' quella tradizione, il testimone di quella tradizione veramente importante che si era tanto sviluppata qui nel nostro territorio nei secoli scorsi e che poi grazie o a causa dell'immigrazione ha portato le nostre maestranze un po' in giro per tutto il mondo. Questo è un grande evento che si svilupperà proprio nel prossimo anno e che sarà rappresentato in circa una trentina di date fra convegni, conferenze, seminari, mostre, pubblicazioni, un francobollo celebrativo da parte delle poste italiane, una grande opera celebrativa dei 100 anni e quindi tutto il 2022 sarà un po' caratterizzata la regione da questo importante festeggiamento, da questa importante celebrazione. Spilimbergo è una terra di grandi sapori, appunto come dicevo prima qui possiamo trovare grandi cantine di vini ma anche grandi produttori di salumi. Quando si parla un po' del salumificio Louison si abbina molto questo discorso di prodotti. La nostra è un'azienda che nasce nel 1903, la mia è la 4ª generazione, e fa solo e esclusivamente prodotti tipici friulani, però con una sua filosofia. La filosofia dettata dalla qualità, esclusivamente la qualità. Noi come azienda abbiamo ormai da tantissimi anni, seguiamo direttamente gli allevamenti, quindi facciamo nascere i maiali, li alimentiamo solo con cereali no OGM e facciamo la macellazione e la lavorazione a caldo. Questo dà la possibilità a tutti gli appassionati dei nostri salumi di avere sempre costantemente nelle proprie case o nei ristoranti una qualità di prodotto eccellente e sempre costante. Tanti sono i segreti che sommati uno sopra l'altro ti danno la possibilità di appunto degustare questi nostri prodotti, che sono i prodotti tipici della nostra tradizione, dalla salsiccia alla soppressa, il salame punta di coltello, il lardo stagionato, l'ossocollo, ma direi il più caratteristico proprio della nostra azienda, che è quello che ci rappresenta di più, è il musetto.
musetto, ricordiamoci che è il prodotto friulano d'eccellenza, in particolare della nostra azienda, che non ha nulla a che fare con il cotechino italiano. Sono due prodotti simili ma non uguali. Il musetto deriva proprio dalla traduzione friulana musette e dalla tradizione friulana del creare questo insaccato. Da noi in Friuli, proprio partendo dalla macellazione nelle case, nel musetto si è sempre utilizzata tutta la parte della cotenna del maiale, la parte dei muscoli, i muscoli nobili, per esempio gli stinchi disossati, più tutta la parte della testa e delle guance del maiale, quindi le parti nobili, perché il musetto risulta al palato più morbido e gelatinoso in confronto al cotechino, che rimane più asciutto, perché proprio la parte della testa e delle guance nel cotechino non viene usata. Eccoci cari amici friulani, mandi, si chatin andiamo una volta da Osteris dal nostro Friuli storico. Ci troviamo in questo bellissimo percorso che è l'Ente Friuli nel Mondo, con il sostegno della Regione in particolare, ma anche con dei soci fondatori come la Fondazione Friuli, il Comune di Udine fra gli altri. Ha voluto ripercorrere questa storia dei punti di ritrovo della nostra friulanità, dove all'inizio delle prime migrazioni sicuramente l'ultimo saluto agli amici veniva fatto in questi locali. Oggi ci troviamo di là da Laghe, per noi udinesi, ma in contemporanea, in contrapposizione, anche i pordenonesi dicono di noi di là da Laghe, dal Timent che taglia in due il nostro bellissimo Friuli storico. Ci troviamo in un locale particolare, storico, d'Afro, dall'amico Dario Martina. Perché? Perché la famiglia di Martina è veramente una famiglia di grandi emigranti. Abbiamo una foto del 1900 dove questa famiglia dalla Francia alla Germania andò ad operare, a portare la loro competenza, a proporre anche il mondo enogastronomico friulano. Addirittura Dario nel 1970 fu uno dei padri fondatori del Fogolar Furlan della Baviera, oggi ereditato dalla famiglia Andretta, di Matteo Andretta, che assieme a altri giovani ripercorrono queste bellissime tradizioni. In questa osteria in particolare, anche quasi un secolo fa, gli scalpellini famosi di Spilimbergo, i famosi mosaicisti, si lasciarono impolverati, lasciarono le loro famiglie, brindarono per un ritorno, ma hanno lasciato un segno indelebile in tutti i 5 continenti del mondo, andando a costruire questi splendidi mosaici. E noi li aspettiamo qua, in questi locali caratteristici, sicuramente aperti, dove ritroveranno quei profumi, quei sapori, quei colori che hanno trovato quando sono emigrati. Mandi furlangs e si chattincassi in pitostarie.
Io sono Francesco Bragagna, sono rappresentante territoriale per il Friuli Venezia Giulia di un'associazione storica, l'ANAG, un'associazione di degustatori di grappa. Noi ci occupiamo di formare persone nella degustazione della grappa, che come sapete è un prodotto tipico della nostra regione. E qui abbiamo diverse distillerie sia in provincia di Gorizia, dove ci troviamo oggi al Molinvecchio, sia in provincia di Udine e anche a Pordenone. È un prodotto storico che viene fatto sia giovane che invecchiato, oltre alle acquaviti anche di frutta. La nostra associazione organizza serate di degustazione, incontri, eventi anche pubblici, così come oggi che parliamo un po' con voi di questo prodotto, che è un prodotto che tutti noi amiamo, abbinato ai dolci, abbinato comunque a cioccolato oppure a fine pasto per mangiare insieme a un dolce come questo strudel, una crema, un biscotto. La grappa è sicuramente una cosa che amiamo, che ricordiamo dai nostri avi, dai nostri predecessori che la producevano in modo molto artigianale. Oggi sono un prodotto d'eccellenza. Le distillerie in Friuli Venezia Giulia nell'arco dell'ultimo secolo si sono ridotte moltissimo, quelle poche rimaste sono un'eccellenza. Nonino, Domenis, Buiese, Pagura, sono tutte, Tenuta Villanova, sono tutte distillerie che esportano nel mondo. Potreste trovare le bottiglie vicino a voi oppure potreste chiedere a persone qui di mandarvele. Sono prodotti che vale la pena provare. Noi ai nostri soci insegniamo a bere in modo consapevole, a riconoscere i prodotti di qualità sia della nostra che di altre regioni, e sono prodotti che hanno un'alcolicità anche alta, anche 50-60 gradi, ma è un prodotto che degustato in una piccola quantità può essere bevuto a fine pasto senza problemi. Io vi invito tutti a informarvi, a conoscere questo genere o altri superalcolici che possono essere prodotti da Amari o altri prodotti che vengono fatti nella nostra regione. Grazie. Siamo nella cucina dell'Osteria da Afro e oggi vi facciamo assaggiare 3 cose particolari della nostra specialità. Primo, abbiamo dei gnocchetti fatti da noi, da Giacomo, con una salsa e formaggi. Cioè abbiamo messo tutti i formaggi locali, del formaggio salato, del formaggio Frant e del Montasio, che adesso saltiamo. Giacomo è il mio collaboratore da tanti anni. E questi qua sono i gnocchi con i formaggi friulani che facciamo noi. Il secondo piatto facciamo, visto che c'è la stagione, degli asparagi con l'uovo e l'occhio di bue. Allora, gli ovetti sono di produzione mia, che ho la passione del pollaio e quindi raccolti questa mattina. Gli asparagi sono di Spilimbergo proprio, c'è giù in tagliamento, c'è un produttore di questi asparagi che sono veramente eccezionali, perché non hanno nessun concime chimico, solo naturale, e sono una eccellenza del territorio, come tutti i prodotti alimentari che abbiamo. Nel frattempo Giacomo tira fuori gli asparagi dal forno, che sono gratinati con del montasio stagionato e un po' di burro. Mettiamo sopra il burro fuso e adesso Giacomo mette su l'ovetto, l'occhio di bue. Gli asparagi alla friulana sono serviti anche con l'uovo sodo, ma visto la giornata un po' fresca abbiamo pensato di fare la variante con l'occhio di bue. Terzo piatto è un'altra mia specialità, è il piccione al forno con la polenta. Il piccione sono i piccioni da nido cosiddetti,
quelli che non hanno ancora preso il volo, altrimenti sarebbero colombi. E noi serviamo il ripieno, gli metto la salsiccia, taglio a pezzettini il suo cuore e il fegatino, metto un po' di prezzemolo e un po' di cipolla. Lo cucino al forno con tutti i ritagli del prosciutto crudo, quindi il grasso del prosciutto crudo lo cucino assieme e gli dà la morbidezza al piccione. La polenta è una polenta di grano turco vecchi che mi dà il mugnaio di Maniago. Questa è una polenta veramente, veramente buona, sembra, sono quelle pannocchiette nere e rosso scuro che sono uno spettacolo. Bene, vi aspetto numerosi al mio ristorante all'Osteria d'Afro di Spilimbergo. È ben vero che tutte le cose belle purtroppo hanno anche una fine. E noi siamo arrivati alla fine di questa tappa, di questa puntata, sapori e profumi in osteria, e qui da Afro a Spilimbergo di profumi ne abbiamo sentiti di meravigliosi, di sapori anche, e i piatti che vi abbiamo mostrato sono qualcosa di eccezionale. Alla fine un buon bicchiere di vino, e qui da Afro il vino è veramente buono, e un saluto e un arrivederci alla prossima. Mandi.